Oltre 2000 i partecipanti all'immancabile appuntamento della marca trevigiana Corsa per Estrade de Preganziol, giunta ormai alla 29esima edizione e valida anche come prova del CPT. Dopo il consueto riscaldamento, ecco l'allineamento alla partenza. E alle 9 precise lo starter dal via. Il lungo e colorato serpentone si appresta a vivere i suoi percorsi di 12,3 e 21,3 km. Sì, dai, il meteo ci ha graziato anche oggi. I corridori ci sono sempre, comunque è una bella festa. Più di 2000 partecipanti e non c'è male, dai, siamo contenti. Alle 9:10 ecco la mini corsa di 6 km per piccoli e giovani atleti, un vero orgoglio per gli organizzatori. Come ogni anno la partenza dei giovani atleti, cosa si sente di dire ai giovani ragazzi che hanno partecipato in tutte e due le categorie? Si spera sempre che continuino in questa bella attività e che siano sempre propensi a inculcare lo sport dell'atletica a tutti quanti, facendosi a vedere le loro prestazioni, insomma. Ci spostiamo di corsa in zona traguardo e inizia la serie degli arrivi dei giovanissimi. Con un ottimo tempo, ecco il primo della 12,3 km. Come l'anno scorso è Enrico Spinazzè. Quest'anno è andata bene, quest'anno il percorso era un po' bagnato ma bello perché insomma c'erano pochi metri di sterrato, come piace a me insomma. Ho corso anche più forte l'anno scorso, insomma mi sto allenando per riuscire finalmente a fare una mezza maratona fatta bene, stando bene, e l'anno è ancora lungo, è appena iniziato e mi sto allenando. Appunto, qual è la mezza maratona a cui aspiri? Ce ne sono 2 o 3 interessanti, una a Stramilano che sarebbe bella, anche un'esperienza molto particolare, poi quella di Mira che è una mezza maratona veloce e poi speriamo di fare bene a settembre. Sono diventato master a tutti gli effetti, ci sono i campionati europei master, ora andiamo lì, facciamo il meglio che possiamo, insomma dai. Al femminile invece la prima donna a tagliare il traguardo dei 12,3 km è Alessandra Franchetto. Allora il percorso era molto veloce, c'è stato solamente un piccolo trattino di sterrato con un bel po' di fango, però è stato divertente sporcarsi proprio di fango, rotolarsi così. Comunque bene, è un bel percorso, veloce. Che tappa sportiva è per te? Allora è da 5 anni che corro, io sono molto felice perché sto ottenendo i miei tempi buoni, insomma, quindi posso essere fiera di me stessa. Proseguono gli arrivi e la festa si divide tra la zona del traguardo e quella del ristoro, con commenti tutti positivi. Sei arrivata gridando "ce l'ho fatta"? Sì, perché era una settimana che ero ferma a causa di un dolore alla schiena e spalla e quindi non mi aspettavo di entrare nella categoria. E invece è stata una bella fatica, non so se si sente, ma soddisfazione. Sono contento, ho mantenuto almeno il mio tempo. Sono belle queste competizioni di mattino che così ti tiri un po' su, se no dovresti stare a letto fino a mezzogiorno, no? È la scusa che alle 6 bisogna venire su come quando si va al lavoro, ecco. È solo che è un divertimento. Bene, bene. Ho cercato di andare sui 3,50 all'inizio e poi cercato di stare costante. Il percorso ti è piaciuto? Sì. Anche a parte un tratto dove c'era un sacco di pozzanghere, quindi penso di aver lavato un bel po' di gente. Però sì, bello, bel percorso, bella giornata. Benissimo, grazie, benissimo, quarta. Che tappa sportiva è per te? Beh, di solito faccio sempre una media, così 15-12 chilometri. Dopo ho fatto anche delle maratone, delle mezze, però di solito la domenica è una media. Il percorso di oggi?
Sì, bello, bello, bello. Tra gioia, divertimento e fatica proseguono gli arrivi e tocca ora a quelli della 21,3 km. Il primo assoluto è il bravissimo Roberto Graziotto. Ho avuto il piacere di correre a Preganziol già qualche anno fa. Di solito è sempre la prima tappa come gara lunga di avvicinamento alla maratona primaverile. Quest'anno, se tutto andrà bene, sarà a Treviso. Intanto oggi è stata una bella sgambata di prova in vista della mezza maratona di Verona fra 2 settimane. E faccio i complimenti all'organizzazione, è sempre impeccabile e purtroppo capita spesso che le condizioni siano un po' proibitive in questo periodo dell'anno, ma il percorso è sempre molto scorrevole e faccio di nuovo i complimenti all'organizzazione anche per la scelta della location e di tutto quanto. Ottimo anche il tempo realizzato dal sindaco di Preganziola, appassionato runner, Paolo Galeano. No, insomma, una bella giornata, il tempo ci ha aiutato, nel senso che oggi per fortuna non ha piovuto e non era così freddo come le altre mattine, il percorso lo conosciamo bene, è bellissimo e quindi insomma è sempre un piacere venire qui a Preganziol. Come sono stati questi 21 km a Preganziol? Ogni anno più duri, ma vabbè, diciamolo sottovoce. Davvero 21 km piacevoli, ripeto, secondo me il percorso è davvero bello, tutte le zone di campagna del nostro territorio che è nella parte più preservata ancora, la parte più intatta, e quindi il percorso del Sambuco accoglie sempre in maniera piacevole. Al femminile invece, come l'anno scorso, la prima donna a tagliare il traguardo è la Yvette Moro Piazzon. Si visse l'anno scorso. Sì, è vero, ciao a tutti. Grazie. È dura, non me la ricordavo così dura, però dai, il tempo ci ha graziato, neanche una goccia. E poi dai, sono contenta con la Giorgia, alla fine siamo lì e... Che tappa sportiva è per te? Beh, è una preparazione sul 21, avrei una gara tra virgolette in casa a Bruniera il 24 di marzo e dai, spero di far bene, per adesso prendo piede, dai, mi alleno su questa distanza, grazie. In attesa delle premiazioni e degli ultimi arrivi, alcuni gruppi si riuniscono e continuano a vivere momenti di festa, con panini, frittelle, galani, dolci e tanta amicizia. Immancabile il terzo tempo. Sì, è immancabile il terzo tempo, anche se nella versione 2019 Venice Marathon farà dei terzi tempi analcolici, non più alcolici, per cui tutte cose sane come puoi vedere. Quanti eravate oggi qui a Preganziol? Ma noi come gruppo, essendo la prima corsa dell'anno, siamo sempre in tanti, di solito abbiamo una media di 70 persone, penso che oggi le abbiamo sfiorate, nonostante il tempo non sia stato dei migliori. E tra i vari partecipanti anche Flavio Mestriner, il presidente della Maratonella di Campalto. Tanta fatica, è da poco che ho cominciato a correre, fa tanta fatica, comunque dai, ce la mettiamo tutta. Una corsa verso anche la prossima Maratonella? Sì. Siamo già all'inizio, ma già siamo pronti per iniziare tutto quanto l'ambaradan. Insomma, in una mattinata grigia, la Corripalestrade de Preganziol ha colorato e riscaldato il territorio. E allora è inevitabile, l'appuntamento è rimandato all'edizione del prossimo anno, la numero 30. Com'è andata? Benissimo, grazie. Bellissimo giro e grande competizione con il mio amico Cristiano Cirotto. È andata bene, sono arrivato prima di lui, perché di solito arriva sempre lui prima di me sto giro, però ne avevo di più io. Comunque bel percorso e ci vediamo il prossimo anno. Buona domenica a tutti.